in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì con l'appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito i nostri ospiti con noi questo pomeriggio. In studio ci sono Ivano Monguzzi, coordinatore RLS dell'FNP di Tricesimo, e Silvano Dentesano, coordinatore dell'RLS FNP dell'Udinese. Buon pomeriggio. Buonasera, a tutti e due, da un po' che non ci vediamo. Mi fa piacere avervi qui in studio. Io direi di cominciare subito a parlare con Ivano Monguzzi di Anteas. Sì. Come state lavorando? Perché so che appunto Anteas ha tutta una catena di volontari che si danno da fare anche per il trasporto delle persone. Riuscite a lavorare? Riuscite a fare qualcosa adesso? Con quali difficoltà? Sì, diciamo che a parte il periodo di marzo-aprile dell'anno scorso, dove eravamo un po' tutti spaventati e avevamo forse anche meno, tra virgolette, coraggio di partire, adesso le cose stanno andando, nonostante la situazione, stanno andando, sono in attività in maniera abbastanza continua. Tra l'altro l'Anteas, ne approfitto per dire che quest'anno è il 25esimo anno di fondazione dell'Anteas, quindi di questa associazione di volontariato vicino alla CISL che in questi anni è riuscita a creare un'attività, e in modo particolare anche qui in Regione, in modo particolare nella provincia di Udine, insomma l'attività incomincia ad essere abbastanza importante e intensa. Noi abbiamo situazioni, mi vengono in mente alcune situazioni, prima di parlare magari di quella di cui direttamente sono impegnato, per esempio a Carlino e a Lignano il servizio dell'Anteas funziona in queste settimane, vengono portate persone a fare il vaccino, vengono portate ancora persone a fare visite mediche, c'è un servizio che quindi prosegue in maniera importante e questo vuol dire sostanzialmente che si dà la possibilità a persone con grosse difficoltà di poter continuare ad avere un rapporto importante, ma lo stesso potrebbe valere per esempio alle Stizza, continuano a fare il servizio adesso che ricominciano le elementari, dei vigili nonno che aiuteranno a gestire. Lo stesso vale per esempio a Tricesimo, dove il servizio dell'Anteas sta continuando in maniera importante, stiamo portando persone a fare i vaccini al Fiera per esempio, e comunque c'è una grossa attività di volontariato e penso che questa attività di volontariato sia importante soprattutto verso quelle persone che in questa situazione di pandemia soffrono molto di più, ma soffrono molto spesso anche, io dico, di solitudine. Capita di ricevere anche, quando si è nelle sedi periferiche anche della CISL o dell'Anteas, di persone che telefonano e il solo fatto di trovare una persona che risponde al telefono diventa un momento importante perché riescono almeno a raccontare cosa hanno. Quindi, in questo Infatti senso, qui arriva qualche lamentela, no? Magari dicono abbiamo provato a chiamare l'FNP in questo o quell'altro posto, non ci rispondono al telefono. E quindi, penso che questa cosa si possa in qualche modo spiegare col fatto che parlo delle sedi periferiche dove c'è la presenza magari del CAF e del patronato. Molto spesso la quantità di gente che è presente all'interno dei servizi, quindi degli appuntamenti che vengono fissati, non permette magari all'operatore del CAF, anziché del patronato, di rispondere al telefono. Qualche volta ci siamo noi come pensionati che riusciamo a sopperire e a rispondere, però molte volte se sei al telefono e c'è più di una linea telefonica, può capitare quindi alle persone, va fatto l'invito di non come dire, abbandonare la possibilità di insistere, non demordere, quindi continuare a telefonare. Perché comunque bene o male ci sono dei momenti, soprattutto quando siamo presenti noi come pensionati nelle varie sedi CISL, che è più probabile avere questo
questa risposta per dire, parlo di Tricesimo che conosco, se un pensionato telefona al mercoledì mattina e al venerdì pomeriggio, per esempio, è sicuro che riceve l'ascolto e ha la possibilità di farsi sentire. Tra l'altro noi abbiamo una linea introdotta come FNP per dare una mano al patronato e ai servizi che io a Tricesimo posso rispondere ad una telefonata che magari arriva da Lignano e parlare con quella persona e dargli delle indicazioni su dove poter andare. Quindi diciamo che stiamo cercando in questa situazione di forte pandemia di coprire un po' tutto il territorio, un po' questa situazione. Ma anche per voi è difficile perché al di là del fatto, no, volontari, quante persone possono dare una mano? E poi la grande mole di richieste, no? Di richieste d'aiuto. Mole di richieste, sì, tante telefonate, tante bisogno delle persone di essere ascoltate, di ricevere delle risposte, di sapere che cosa fare. E adesso poi tra l'altro inizia, se non sbaglio, dal 6 di aprile la campagna fiscale, quindi si aggiungerà. E quindi ci sarà un motivo in più per chiamare, no? Per chiamare, per sì, noi abbiamo nella sede di Udine, che è quella che naturalmente viene un po' più compressa di telefonate, abbiamo riorganizzato un po', adesso stiamo riorganizzando il servizio e io penso che da lunedì prossimo dovremmo proprio essere attivi il 100%, dove i pensionati hanno una postazione, ricevono le telefonate e abbiamo 2 operatori che riescono anche a dare l'appuntamento, a prendere l'appuntamento. Certo. Ecco, quindi diciamo che sicuramente l'entrata in zona rossa ha creato anche per noi dei problemi, però diciamo che adesso ci stiamo attivando proprio per sopperire un po' a questa mancanza anche di operatori, proprio dovuti un po' anche alla sensibilità personale dello spostamento, della presenza. Certo, perché uno dice preferisco rimanermene da lunedì prossimo saremo in grado di rispondere direttamente, insomma, dal centralino, anche lì, proprio nella sede di Udine, che risponderà alla sede della FNP, non la sede dell'INAS, ecco, teniamo ben presente. Comunque siamo pronti a dare suggerimenti e poi avremo 2 operatori, probabilmente il martedì e il giovedì, che prenderanno direttamente gli appuntamenti. Ecco, e anche per voi la speranza è tutta riposta nei vaccini, no? Certo. Perché una volta che siete vaccinati vi sentite più tranquilli, come per te Ivano, no? Sì, è tutta un'altra tranquillità, cioè tutta un'altra, insomma. Sì, infatti devo dire che in questo senso va dato merito anche alla Regione di aver organizzato già da gennaio la possibilità di vaccini per coloro che fanno servizi di tipo diciamo sociosanitario, di accompagnamento delle persone, perché altrimenti non avresti potuto farlo. Ha permesso, poi dopo posso dire si è bloccato tutto perché poi non sono arrivati i vaccini, c'è stato un po' di situazione e quindi chi è riuscito a farlo nel mese di gennaio adesso ci si può muovere più liberamente. Faccio un esempio. Noi venerdì mattina abbiamo dovuto accompagnare una persona in carrozzina sola perché non ha nessun parente a fare il vaccino ed è ovvio che se io non avessi avuto 2 volontari vaccinati diventava praticamente impossibile fare questa cosa. Quindi questa cosa ci permette nelle situazioni delle prossime settimane di poter dare veramente una mano alle persone sole. Perché ovviamente perché il problema è proprio quello, no? Le vaccinazioni fatte a casa, però voi date una mano in questo senso. Anche a sopperire a queste impossibilità, soprattutto cercando di fare in modo che non sia un servizio, non è, lo dico proprio come battuta, non è un servizio taxi. È un servizio per le persone che hanno bisogno, che realmente hanno bisogno e che non hanno i figli che lo possono accompagnare, che sono in situazioni di profondo disagio. Questo sicuramente. Ecco, dobbiamo parlare proprio anche in apertura di trasmissione, prima di dare il via alle telefonate, intanto vedete già i numeri in sovraimpressione per gli sms 393 186 1551, invece le telefonate per parlare con i nostri esperti 0432 57 3517. E cominciamo a parlare di quota 100 perché il grande dubbio che cosa accadrà quando non ci sarà più quota 100. Esatto. E qui il tempo passa, no? Sembra, mancano ancora un po' di mesi, però
Però Ci come al ritroviamo solito poi a ridosso arriveremo al 31 ulteriori. dicembre si prenderanno dei provvedimenti raffazzonati, un po' come al solito. Volevo anticipare una notizia che è arrivata naturalmente dell'INPS, dove l'INPS manderà a 3.000 utenti un'email per così una valutazione partecipativa di un percorso decisionale dell'istituto, quindi ascolto e coinvolgimento del personale e degli utenti finali. Perché è importante, quindi non c'è niente di male, è importante rispondere a questo, verrà mandato un'email, ci sarà un link. Diano notizie sulla posizione pensionistica delle persone? No. Soprattutto di persone che aspettano da un anno e mezzo ad avere indicazioni. Ecco, perché è importante per capire. questo? Perché con questa risposta ci sono tanti utenti, sono lì sospesi. Si danno delle valutazioni sull'effettiva efficienza dell'apparato INPS. Quindi è importante che quando arrivano questi mail si risponda, si scarica dal link e si risponda, perché solo la partecipazione attiva degli utenti finali può naturalmente migliorare la situazione come in tutte le amministrazioni pubbliche. Quindi è importante. Questo sarà rivolto solamente ai pensionati, cioè a quelli che hanno pensione di vecchiaia, pensione anticipata e via avanti. Quindi è un discorso che riguarda principalmente noi, quindi io invito a rispondere proprio a queste email, dando dei giudizi sereni, senza usare toni che molto spesso vengono usati, in modo che l'INPS recepisca effettivamente quello che gli utenti finali sanno e riescono a sapere, e il grado di ormai soddisfazione. I pensionati sanno più o meno quella che è la loro posizione, ma quelli che sono vicini alla pensione che non sanno, soprattutto quando ci sono problemi di ricongiungimento di casse diverse. Però lì c'è da dire una cosa, problematica. da dire una cosa, che ci sono state molte problematiche legate ai vari passaggi in via telematica online dei servizi INPS. Per cui io mi ricordo una volta arrivava la busta, dentro c'era la lettera per rimandare via, voglio dire, perché adesso i pensionati, soprattutto io penso alla generazione prima della mia, quindi ottantenni in su, che hanno difficoltà con questi mezzi di informazione e di ricambio, possono anche trasmettere la loro insoddisfazione, perché io penso che una lettera una volta all'anno a un pensionato si possa anche mandare. E veniamo a quota 100. Allora, affrontiamolo dopo, perché affrontiamo dopo l'argomento, perché dobbiamo farci una piccola pausa per la pubblicità. Ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Ci siamo nuovamente in diretta. Intanto qui il dibattito era particolarmente acceso, quindi stavamo dicendo di queste lettere che arriveranno, che verranno mandate dall'INPS alle persone anziane, ai pensionati. Ai pensionati, quindi 300.000 pensionati. O meno giovani che siano, riceveranno comunque tutte queste lettere. Giovani o meno giovani? Diciamo quelli che sono titolari di pensione, quelli sono titolari giovani di pensione. E meno giovani. Ecco, per valutare il grado di servizio che fornisce e il grado di soddisfazione che ha l'utente finale. Bene, quindi questo quando accadrà nei prossimi giorni? Sì, sono già partite oggi, l'email, sono 300.000 email in tutta Italia, speriamo che abbia anche un buon risultato, no? Perché non basta solo poi lamentarsi, protestare, ma bisogna anche essere partecipi attivi, insomma, nella gestione delle proprie cose, no? E Silvano voleva fare una piccola raccomandazione per quanto riguarda Anteas, no? Perché già prima hai detto, guardate che il servizio è dedicato. Sì. Però potrebbe essere sfruttato ulteriormente. Sì, per esempio su questa cosa dei vaccini noi potremmo veramente dare un servizio alle persone, perché ci rendiamo conto che ci sono alcune volte situazioni, perché arrivare al Fiera per esempio non è così semplice, qualche volta possono essere fissati appuntamenti anche in luoghi anche più lontani per poterlo avere immediatamente, quindi in questo senso è importante che le persone sappiano che è possibile avere
sicuramente per tredicesimo, ma questo vale per esempio per Carlino, per Lignano, per altre situazioni, la possibilità di essere accompagnati direttamente, sia che uno sia in carrozzella che oppure non abbia il mezzo, non possa guidare e non abbia nessuno ovviamente per essere accompagnato. Certo. Abbiamo una richiesta, sono stagionale del turismo e sono a casa, finita Naspi a gennaio, quando posso fare domanda per i 2.400 euro? 3 operatori INPS mi hanno dato risposte diverse. Non capisco più niente, se potete aiutarmi per favore. Qua la domanda risposte è un diverse. po' di No, a ognuno che chiedi, risposta che arriva. Ha finito la Naspi, giusto? Sì, ha finito la Naspi, l'ha finita. Se ha finito la Naspi potrebbe fare richiesta del reddito di emergenza. Potrebbe vedere per il reddito di emergenza. Esatto. L'ha finito la Naspi a gennaio e lei chiede di fare domanda per i 2.400 euro. Quando può fare la domanda? No, ma e nessuno ha saputo dirle nulla, a dirle qualcosa. Nessuno no, ma lei ha finito la Naspi a gennaio. A gennaio. Perfetto. Sì. E cosa richiede adesso? Richiede 2.400 euro, visto che ha finito la Naspi. Boh, mi lascia assolutamente sconcertato, perché sinceramente questa cosa qui non la sappiamo. Le consiglio di rivolgersi comunque... Perché lei parla di 2.400 euro. Allora, io le consiglio di rivolgersi comunque alla Confederazione, alla sua Confederazione, quindi è lì sicuramente... In questo caso lei lavorava nel commercio, giusto? Ecco, nel commercio. Alla Fisascat. Stagionale. Fisascat di Udine, che le darà sicuramente e la guiderà nella informazione giusta. Quindi è l'unica e la categoria, perché francamente questa è una cosa che va al di là delle nostre stesse conoscenze per quanto riguarda la situazione di coloro che hanno lavorato come stagionali, hanno finito la Naspi, eccetera, ma è un problema che va al di là delle nostre conoscenze e competenze. La categoria è il luogo più indicato. Preciso. Ho 58 anni compiuti a luglio, 35 anni di lavoro. Posso fare domanda per opzione donna? Per? Sì, opzione donna. Opzione donna, sì. Assolutamente sì. A luglio fa 35 anni di lavoro e ha già compiuto 58 anni. Sì. Io suggerirei... Ci ha compiuto 58 anni? Sì, io suggerirei però alla persona di venire, non so dove abita, in una sede del solo scritto così, non chiedere l'appuntamento alla sede più vicina del patronato, perché si potrebbe già da subito, non aspettare luglio, fare un estratto conto certificativo in modo che la persona sappia con precisione i contributi, quindi non una cosa approssimativa se non ce l'ha, in modo tale che quando arriva luglio è già possibile fare subito la domanda, perché con l'estratto conto certificativo tutto è sicuro e quindi può anche decidere se lavora di dare le dimissioni, se non lavora di fare la normale domanda. Da aggiungere che al patronato le sanno anche fare il calcolo preciso di quanto verrà a percepire, perché opzione donna naturalmente è una pensione più bassa di quella che... Certamente può fare domanda, poi può decidere di continuare a lavorare, la domanda rimane valida. Ma intanto acquisisce il diritto, esatto, no? Esatto, comunque. E nel frattempo continua a maturare. Esatto. Sì, perché in alcune situazioni è vero che conviene valutare esattamente come è stato il percorso lavorativo, perché se il percorso lavorativo è stato dove c'erano pochi contributi, soprattutto nei primi anni, c'è il rischio di avere una pensione non molto congrua, diciamo così, e quindi vale la pena far vedere con precisione la cosa, perché ci sono situazioni se è dove... possibile stringere i denti e arrivare insomma, è una valutazione più là possibile. Però il requisito è quello, quindi per luglio avrebbe il requisito. E poi dicevamo in apertura di trasmissione la questione del quota 100, no? Quota 100, 31 di dicembre, fine. E quindi c'è per aria qualcosa? Allora, il diciamo sindacato ha messo in cantiere qualche proposta da presentare, da discutere? Allora c'è da dire una cosa, un tema che è particolarmente un po' mi è caro, perché naturalmente si tratta di decisioni, in definitiva di decisioni poi politiche, no? Quindi quota 100, 62 anni attuali. Scusate, arriva un complimento, devo leggerlo.
Prego. Dopo continuiamo. Oggi avevo appuntamento al CAF di San Giorgio, devo fare un grande applauso all'impiegata. Giuro, non capisco dove trovi tanta pazienza, complimenti. Bene, riferite. Trasferiremo a San Giorgio. Ringraziamo per il CAF. Grazie. Riferite. Chiedo scusa, No, Silvano. No, allora diciamo, questi contributi naturalmente devono essere posseduti entro il 31 dicembre. Dal 1 gennaio 2022 si chiude questa finestra degli sconti, chiamiamola così, e si ritorna un po' come prima, più 5 anni, quindi da 62 a 67. A questo punto sembra molto improbabile, diciamo, una proroga. Perché? Perché innanzitutto il rapporto della Ragioneria di Stato scrive anche che se questo provvedimento dovesse diventare permanente da qui al 2050, la spesa pensionistica aumenterebbe di 6 punti percentuali di PIL. Quindi, tra parentesi, anche la pensione di anzianità a 42 anni e 10 mesi e 41 per le donne, che oggi sono bloccati fino al 2026, se dovessero essere prorogati fino al 2050, addirittura lì avremmo 10,8 punti del PIL. Quindi stiamo capendo che la questione della riforma pensionistica... Non si può andare mai in pensione, bisogna lavorare. La questione della riforma pensionistica è una cosa seria, al di là dei paroloni che si sentono in televisione. Teniamo presente che, come tutti i provvedimenti, reddito di cittadinanza, anche questa sperimentazione di quota 100 non ha dato i risultati sperati. Si sperava il 1 milione in 3 anni, sono stati stanziati 21 miliardi, sono stati spesi 14, abbiamo avuto un risparmio di 7 miliardi. Quindi naturalmente... perché tanti hanno fatto il calcolo e hanno detto non mi conviene, mi manca poco per arrivare al massimo. Certo. Aspetto. Poi c'è da tenere presente che non a meno che uno non fosse proprio stanco di lavorare. Questo provvedimento non ha dato gli effetti sperati sull'assunzione. No. Ecco, noi diciamo abbiamo un'idea anche ben precisa, perché si ritornerebbe di fatto alla Fornero. Chiediamo come sindacato, come mondo sindacati, un po' più di flessibilità chiaramente. Perché questo? Perché naturalmente ci sono dei lavori che non sono tutti uguali. Quindi ritornando alla Fornero, che cosa succederebbe? Spieghiamo allora, bene. Dico subito quello che succederà. C'erano le commissioni e le commissioni avevano preso in esame la riforma delle pensioni. Si è fermato il governo, si è bloccato tutto e dovrà ripartire tutto dalle commissioni e naturalmente questi provvedimenti poi dovranno passare il vaglio del Parlamento. C'è un'idea, potrebbe essere un'idea per fermare questo scalone, stanno parlando 102, quindi 64 più 38, ma a quel punto lì, a 64 anni, oggi stiamo vedendo che quasi tutti raggiungono la pensione diciamo, i primi stanno arrivando, quindi non so se valga la pena poi questi 2 anni, perché poi in definitiva se uno si trova bene sul posto di lavoro e non ha grossi problemi fisici, si chiede anche il perché deve anticipare la pensione, tra parentesi anche stanno parlando con delle penalità come opzione donna, no? E dice ma magari sto bene, lavoro ancora 2 anni e più vado che penalità è logico che massimo. L'importo pensionistico è inferiore, non versi i contributi perché ti fermi prima e quindi ti vengono a applicare i contributi che non... Il conto viene fatto... Teniamo presente anche che prima, ed era già avviato un discorso sia a livello sindacale sia a livello parlamentare, sui lavori usuranti e anche un po' sulla separazione della previdenza e dell'assistenza. Ecco, adesso siamo punto da capo, è stato rinviato tutto, quindi bisognerà ricominciare e nonostante poi che ci siano delle raccomandazioni anche da parte dell'UE, perché il Recovery Fund è anche un po' condizionato dalle riforme che mettiamo in atto. Chiedo scusa Silvano, buonasera, mio marito classe 1963, lavoratore precoce, ad aprile ha 41 anni di contributi. Non rientra nei lavori usuranti, quindi quando andrà in pensione, forse a 42 e 10 mesi. Sono lavori precoci. Esatto. Allora deve avere... È un lavoratore precoce. Perfetto. Allora deve avere 15 anni di contributi versati entro il 92. Per essere nei precoci, sì. Per essere nei precoci, esatto. Potrebbe andare con 41 anni, quindi in base alla legge Amato,
potrebbe andare con 41 anni se ha effettivamente i contributi, 15 anni di contributi versati prima del 92. E ci sono anche altre due opzioni, ma sono un po' più complicate perché sono legate ai versamenti di 10 anni, per esempio, con persone inabili in casa. Ci sono 3 opzioni, ma diciamo questa è l'opzione un po' base. 15 anni prima del versamento del 92, poi verificare naturalmente il restante contribuzione, comunque potrebbe farsela con 41 anni. Ecco, vale anche per lui. Sì. Per questa persona, quello che dicevo prima, prima di fare qualsiasi cosa, chiedere l'estratto conto, perché l'INPS comunque non te lo dà nel giro di una settimana. Eh no, ci vuole un bel po' di tempo. Diciamo, per chi è vicino, l'INPS accelera i tempi, però di solito un mese e mezzo, due mesi generalmente ci vogliono. Quindi, se bastano. Quindi affrettarsi a verificare bene quanti sono i contributi e vedere se può avere quegli sconti per i lavoratori precoci. Ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo tra poco. Abbiamo un messaggio: buonasera, sono vedova, vorrei sapere che percentuale mi spetterebbe di reversibilità. Mio marito percepiva pensione di invalidità e accompagnatoria. Diciamo che sulla reversibilità ovviamente l'accompagnatoria ovviamente purtroppo cessa, finisce nel momento in cui la persona viene a mancare. Per quanto riguarda la reversibilità dipende molto da cosa lei ha di reddito e può variare dai 2/3 al 50%, però anche in questo caso venire immediatamente al patronato, fissare l'appuntamento, portare la documentazione che è la documentazione che riguarda quindi la storia di suo marito, quindi le documentazioni che ha dell'INPS, il certificato di morte, eccetera, in modo tale che possa immediatamente chiedere. Poi in base al reddito che ha, ovviamente verrà calcolato. Comunque il massimo è ovviamente i 2/3, se non percepisce nulla. Esatto. Mi permettete di salutare una persona che mi ha scritto un messaggio dalla Carnia, un saluto a Giacomino che è un nostro affezionato telespettatore. Andiamo avanti con la trasmissione. Scusate, piccola pausa, ma doveroso. Scrivono e allora bisogna dare risposta a tutti. Giusto, no? Giusto. Assolutamente. Allora, abbiamo delle scadenze. Sì, abbiamo delle scadenze. Oggi, ed è importante ricordarle. Ecco, oggi si possono iniziare a fare le domande per il reddito di emergenza. Perché è stato prorogato di altri 3 mesi dal decreto sostegni del 22 marzo. L'importo, anche qua, diciamo, varia dai 400 euro agli 840 euro in base naturalmente al nucleo familiare. Ci sono, diciamo che questo valore verrà determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400. Il primo componente ha, diciamo, il valore di equivalenza è 1, moltiplicato per 400 diciamo risultano 400 euro. Poi naturalmente a questo valore vanno aggiunti in forma decrescente sempre altri valori che partono da 0,4 a 0,2 per ogni familiare. E naturalmente anche qua ci sono da tenere presente che ci sono delle incompatibilità con le indennità naturalmente Covid per i stagionali del turismo, spettacolo, sport, pensioni dirette e indirette, ad eccezione naturalmente dell'assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile. Per beneficiare, diciamo, di questi 3 mesi del reddito di emergenza è necessario presentare, diciamo, domanda online all'INPS o tramite il patronato a partire da oggi, 7 aprile, fino al 30 aprile. I requisiti naturalmente sono ormai soliti e sono abbastanza noti: ISEE, cittadinanza italiana naturalmente e così via. Teniamo presente anche che chi ha esaurito la disoccupazione o la NASPI può naturalmente avere accesso e fare richiesta del reddito di emergenza. Ecco, questa è una notizia abbastanza, insomma, importante, perché bisogna stare molto attenti ai termini in cui si presentano le domande. Ecco.
Poi ci sono anche altre, no, scadenza, 1° maggio, la presentazione di domande di riconoscimento dello svolgimento dei cosiddetti lavori usuranti, perché anche quello è scadenza. Sì, esatto. Quindi conviene sempre muoversi con un certo non anticipo. vorrei errare, però mi sembra che anche qua il termine è il 30 di aprile. Ecco, sì, 30 aprile, infatti, 30 maggio, ecco. entro giovedì 1° maggio i soggetti che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre potranno presentare appunto domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti. Attenzione, perché anche qua, quando si presenta naturalmente la domanda che diciamo dove c'è anche questa tipologia di lavoro, il lavoro usurante o gravoso, bisogna stare molto attenti ai documenti che si presentano, perché ci deve essere un documento che attesta effettivamente da parte del datore di lavoro che si è effettuato, lì e fare la richiesta, viene presentata la domanda, però attenzione, perché non è detto che poi venga accolto, perché comunque per lavori usuranti c'è un plafond e oltre quel plafond lì non può naturalmente andare, quindi non è detto poi effettivamente che la domanda possa venire richiesta. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parlo dalla provincia di Udine. Volevo chiedere un'informazione ai signori. Io a ottobre faccio 68 anni. Sono stata l'anno scorso per vedere se posso avere almeno la pensione sociale, perché quella dei contributi non arrivo. E mi hanno risposto che non mi aspetta niente, perché mio marito ha una pensione, ha un reddito di 12.000 e passa euro all'anno. È possibile avere qualcosa oppure no? Quindi lei ha presentato domanda, se può ripetere. Io sono andata là per fare la domanda, avevo presentato e loro hanno fatto un calcolo con l'INPS che mio marito prende un 12.000 e passa euro all'anno. Ma lei aveva chiesto la pensione di lavoro? Quella sociale. La pensione sociale? Sì, quella sociale. Ma si può percepire, cioè la pensione sociale? Com'è? Allora, pensione sociale dipende molto naturalmente dal reddito del marito. Certo, dipende solo lei un 12.000 qualcosa. Adesso le cifre, signora, le cifre precise non le sappiamo dire, però purtroppo la pensione sociale, quindi se non ci sono contributi versati, quindi dopo i 67 anni lei fa richiesta, però purtroppo fa riferimento al reddito cumulativo del marito. Cioè se lei ha un marito pensionato che raggiunge un certo tipo di reddito, purtroppo la pensione sociale non le verrà concessa. Questo è quello che mi hanno detto anche quando sono andata per fare la domanda, perché loro hanno fatto un calcolo, mio marito prende sui 12.000 e passa euro all'anno. Quanto? No, e loro mi hanno detto che io non percepisco niente. 12.000 ha detto quanto? Perché sì, 12.900 e qualche cosa. Di pensione, all'anno di reddito, tutto insieme. Sì, la risposta che le hanno dato è purtroppo... È giusta? Purtroppo pare di sì. Ho capito, va bene, allora me la metto via ormai questa vostra storia qua. Va bene, la ringrazio molto, grazie e buonasera. Grazie a lei per aver chiamato, buonasera. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, dobbiamo ricordarci... Una cosa. Prego Ivano. Dal 6 di aprile, come dicevo, e quindi da ieri, il servizio fiscale del CAF è iniziato, si può telefonare per prendere appuntamenti. Io ovviamente i tempi sono lunghi perché si va fino a settembre, anche se noi il CAF vorrebbe fare prima le varie cose. Ricordo solo una cosa, che nel servizio fiscale c'è anche il 5 per 1000. Noi, a meno che uno non ha una sua indicazione personale, ma se uno non ha un'indicazione sua personale, chiediamo di fare il 5 per 1000 per l'Anteas. Quindi quando si va al CAF, il numero dell'Anteas ce l'hanno comunque i CAF, di scegliere Anteas, che è, come ho spiegato prima, un modo di aiutare il volontariato, aiutare le persone, aiutare la gente che ha bisogno. Ecco, in chiusura, velocemente Silvano, la situazione del coinvolgimento e la partecipazione del
RLS, no, dell'FNP udinese alle scelte urbanistiche dell'amministrazione comunale. Anche questa è una cosa che vi sta particolarmente a cuore. In 30 secondi me la spieghi velocemente? Sì, noi vorremmo, ecco, noi abbiamo già avuto degli incontri con l'amministrazione di Udine, in particolare col signor Sindaco, e poi naturalmente questi si sono un po' interrotti. Ultimamente c'è stato un incontro dalla nostra segretaria Morassi col signor Sindaco. Perché naturalmente, essendo anche la tipologia di Udine, che è una delle città purtroppo dove ci sono più anziani, no? Ci sta particolarmente a cuore anche avere una partecipazione un po' nelle scelte che l'amministrazione comunale fa. Questo non vuol dire andare lì a imporre qualcosa a qualcuno. Suggerire. No, vuol dire solo partecipare un po'. Suggerire. E suggerire, dare il nostro idee. Contributo, anche perché c'è un'evoluzione adesso nella città di Udine. Si parla tanto di città green. Noi abbiamo avuto un bellissimo rapporto, per esempio, con Italy City e con tutta l'amministrazione particolare, però vorremmo in qualche modo tornare a essere partecipativi. Ecco, quello che chiediamo è avere delle informazioni e poter partecipare alla discussione e ai tavoli. Bene, grazie a Silvano Dentesano, grazie a Ivano Monguzzi, grazie ai nostri amici telespettatori, e noi con lo sportello Pensionati ci vediamo sempre mercoledì in diretta qui a Telefriuli a partire dalle 18:15. Arrivederci a mercoledì prossimo. In collaborazione con FNP CISL Udine.